L'Ammiraglia, un'iniziativa che unisce le due sponde dell'Adriatico, che vede protagoniste in particolare Venezia, Pola e Lussino attraverso appunto questa riedizione di una regata storica che però fatta nel nome dell'ammiraglio Straulino riporta alla memoria persone che hanno rese grandi queste terre a livello internazionale. Quindi molto bene da parte nostra essere a fianco nell'organizzazione di questa iniziativa. Mi auguro e spero che appunto oltre ad avere le istituzioni, quindi la Regione Veneto, la città di Venezia, la Regione Istia, la città di Pola, le isole del Quarnero, in particolare Lussino, ci sia anche tanta gente che accompagna questa iniziativa e anche dal punto di vista dei rapporti culturali, istituzionali ma anche imprenditoriali ci siano nuove iniziative che partono nel nome appunto dell'Ammiraglia. L'Ammiraglia Venezia-Pola-Lussino è un evento del mare transfrontaliero che partirà alla sera del 3 luglio e daremo a tutti i comandanti questo cappellino per illuminare la rotta che ci porterà la mattina poi successiva a Pola. Faremo una grande festa prima di partire all'Arsenale di Venezia con Yacht Club Venezia e i partner, e poi a Pola, la Marina Polesana, sempre una grande festa, e poi ripartiremo e arriveremo a Lussino passando per Sansego, l'isola di Sabbia, e praticamente con una grande festa che faremo in piazza a Lussempiccolo con il comune di Lussempiccolo, la comunità di italiani e l'ente del turismo di Lussempiccolo. Le preiscrizioni sono già aperte sul sito ammiraglia.org.